Bine sera, Begliatas con Gnovis. A son da ora arriva sanzions e multis per promotors e organizzators e partecipanti dalla manifestazione No Green Pass che è stata fatta sabide a Trieste in zonis sceradis, a sfiladis e protestis e c'è nessuna autorizzazione di bande dagli squarcis dall'ordine. 1 miliardo di cittadini avevano sfilato con cartelli e striscions protestando contro l'obbligo di vaccine palainte parzode dai 50 anni e proprio il fatto di non aver visato partim per poter esportare anche una denunce per gli organizzatori. In pericolo, come anche la manifestazione di Udin, per il momento programmata per domani mattina, in che scarsa anche senza autorizzazione. Al partirà con domani l'obbligo di vaccine per i lavoratori del settore pubblico e privato che hanno più di 50 anni. Senza il certificato verde, i lavoratori non potranno entrare in uffici, fabbriche, botteghe e altri sedi di lavoro. Il lavoratore calvise di essi senza il Super Green Pass viene considerato assente senza giustificazione, ma non può essere licenziato. Cui invece il ventiatat dentro dal può di lavoro senza la certificazione adeguata varrà di pagare una multa che va di 600 a 1.500 euro. A son voto i morti con Covid in regione. Il più giovane di Kessia è un uomo di 83 anni di Cormons, 33 pazienti ricoverati in terapie intensive, 401 invece di persone ospitati in che altri reparti. 450 voti in casi di infezione che sono saltati fuori in grazia di 2049 tampons molecolari e di 3.620 test svelzi. Poco più di 33.000 le persone che sono in isolamento a Chiase. E alla Viertue, dopo di Miesdì, al centro vaccinale dall'ente Fiera di Martignà, il ponte di informazione che è stato messo su dalle aziende sanitarie universitarie dal Friul centrale, per cui che la fastidi sul Green Pass, o perché non l'ha avuto, o perché non è arrivata ad ore di combinarlo. I sportelli si occupano anche di tornare a notare in calendari gli spunturi in tal caso di positività o di altri problemi. Il TAR dal Friuli Venezia Giulia l'ha mandato in daur la domanda dalla EP, l'azienda che è finita in tal miec dalle polemiche per la gestione dal servizi di mense in purtroppo scuole e centri estivi sudinesi, di podeve copie da Iaz le As al Band, vinte dalla EP con la Camst seconde classificate, dopo che propita la Camst, dopo disfatto il contratto, alle sta dati in mano i servizi di mense. In Taiaz domandaz ieri in presenti di fatti non dalla commissione della mense e l'uffierte presentate dalla Camst all'amministrazione comunale. La domanda in un primo momento ieri è stata refutata anche dal stesso comune di Udine e Parchest, l'azienda della Campania, aveva voltato la domanda al tribunale che però cumò anche che la mandata in dauri ricorsa. L'ennesima decisione ieri giusta, l'ha commentato il sindaco Fontanini, non si indisponibili a sopportare approssimazioni sulle turis elastichis, dice che era proioduta e capitolata dalla gara. Un cilindro di acciar di 11 tonnellate si è sganciato dal rimorchio che lo portava ed è finito per strade in Vial Miremar a Trieste. Il pesant blocco di metallo, che veniva di Buri, è rondolato dalla corsia riservata agli autobus, dove che di fortuna in quel momento non passava nessun veicolo e si è fermato sull'asfalto. Per spostarlo hanno scognuto i pompieri con un'autogru sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico. Università di Udine e aziende sanitarie hanno firmato un accordo per riqualificare il vecchio ospedale psichiatrico di San Suald, che sarà al centro di una sperimentazione didattica dal corso di laurea magistrale di architetture. Le nostre speranze, ha commentato il vicepresidente regionale Riccardi, e che arriva a mettere in cantiere le scelte perché arie dentro la fine della legislatura. I 3 progetti presentati dai studenti riguardano la tutela della biodiversità, la creazione di una sorta di giardino dalle memoris leata al mantenimento e a studi degli archivi e di ultimo la costruzione di una cittadute dal sport e dal benestare. Dopo un anno di stop per la pandemia è tornata a Udine la tradizionale fiesta di San Valentin in Borg Praclus, con gli clavutis e gli sbancarelli. Si è al momento di creare la fiesta, li rappresenta l'assessore Maurizio Franz, Sintinlu. Dopo 2 anni San Valentin al torne, la fiesta torna a acclamare tante inte in Borg Praclus.
Sì, torna che sta nella festa tradizionale da innamorati, la festa che al Bord Placlus, e abbiamo visto che le bancarelle, che sono tante, che stanno 40, e tornano, ma soprattutto la gente che è contenta di passeggiare di lassù a Ioca per via, di comprare e di tornare a socializzare, che è importante che il momento che ha. Con attenzione naturalmente alle regole, perché è obbligatorio il Green Pass, è obbligatorio anche se segnalare viarte di indossare le mascherine. Però insomma è una festa come che ha una vecchia storia, perché risale addirittura al 1689 e soprattutto un ringraziamento quindi agli organizzatori del Borca perché hanno creduto in che manifestazione che hanno voluto tornare a mettere in piedi che stanno nonostante le difficoltà che sono anche mo. E ogni notte, 6 di sera, viene la cerimonia religiosa che ha degresuto dal Borg e le che verranno consegnate anche alle classi di San Valentino e quindi è un'occasione per tanti innamorati di venire a vedere un Borg dai più bei e dai più storici della città. Ecco, qualcuno l'ha segnalato che chi stanno qua sono masse contro e dopo hanno segnalato che gli sclavutis di San Valentino costano masse. Bon, i controlli sono obbligatori, se non si può fare diversamente, ma mi pare che la gente ormai è abituata che i controlli mi pare che sta passeggiando tranquillamente, non è un gran problema. E per ciò che riguarda il codice del Clavoter, lei non dipende dall'amministrazione, ma è la parrocchia che insomma è loro l'organizzazione, loro anche la scelta e quindi io può dare, non mi fa presente la roba, ecco. E anche per lo sgnota le dute si torna in avvio di Cun Gnovis domani sera, sempre snuf mancul vince. Mandi e buone serate.